Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno. Una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025. Il complice 35enne è stato arrestato ad Aversa nel gennaio 2026. Gennaio 2026. Senor B. Un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri
una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. A Lanusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing, per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adeconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare sul link, di chiamare un numero, e lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: Gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro.
La di Consum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link indirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano l'ha girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati. Ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel Nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare,
tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passaracqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde, è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme. La tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano, sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi, e se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui su Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero.
A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non sono solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno. Una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla Campania alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025, il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026, Senor B, un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli.
Nel bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. A Lanusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia, era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare sul link, di chiamare un numero. E lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La Adiconsum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading.
Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano era girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare i furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel Nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira.
Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale, nel dicembre 2025, il comandante Sergio Passaracqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative, porta a porta, verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026. L'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme, la tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa. Le truffe in Sardegna non sono un problema lontano. Sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi. E se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui su Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web.
Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui su Listen Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno, una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale. Ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025. Il complice 35enne è stato arrestato da Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026. Senor B. Un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing,
per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adeconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare su un link, di chiamare un numero. E lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La Adeconsum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale.
A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano era girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei Carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati. Ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passalacqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe.
Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAM Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme, la tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa. Le truffe in Sardegna non sono un problema lontano. Sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi. E se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui su Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro.
La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno. Una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025. Il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026. Senor B. Un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra.
La voce identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare sul link, di chiamare un numero. E lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La Adiconsum Sardegna ha lanciato l'allarme, spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano l'ha girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online.
Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Siligo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei Carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la refurtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passaracqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali.
Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme. La tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano, sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi, e se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui sull'Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare. Ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno, una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%,
con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025, il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026, Senor B, un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing, per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio.
Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale. Il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adeconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare sul link, di chiamare un numero. E lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: Gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La Adeconsum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano l'ha girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Siligo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale.
Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passalacqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti.
I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme. La tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano, sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi, e se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui su Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare. Ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno, una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate.
e i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia caladitana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025, il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026, Senor B, un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing, per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale.
A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale. Il 70%. Grazie. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adeconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare su un link, di chiamare un numero, e lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La Adeconsum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano era girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro.
L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare i furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passalacqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere.
stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme, la tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano. Sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi. E se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui su Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno, una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot,
ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. Due truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i due truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025. Il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026. Senor B. Un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing, per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%.
Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare su un link, di chiamare un numero, e lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La Adiconsum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano era girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti.
Il comando provinciale dei Carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i Carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i Carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passalacqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce.
Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme, la tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano. Sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi. E se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui su Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non sono solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno. Una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie.
E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. Due truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i due truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla Campania alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025. Il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026. Senor B. Un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti.
Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare su un link, di chiamare un numero, e lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: Gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La di Consum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano l'ha girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche.
Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandrolisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rete furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari con una denuncia al giorno si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passaracqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama il 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio.
Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme, la tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano, sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi, e se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui sull'Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non sono solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno. Una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale
ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A San Mugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i due truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla Campania alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025, il complice 35enne è stato arrestato alla Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026, Senor B, un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS.
Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa, sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare su un link, di chiamare un numero, e lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La di Consum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link indirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano l'ha girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Siligo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati. Ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro.
Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di bene, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato. A novembre 2025 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la rea furtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari con una denuncia al giorno si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passaracqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire d'impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme, la tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto.
La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano, sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione. Perché alla fine la Sardegna siamo noi, e se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui sull'Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non sono solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno. Una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo.
E i due truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla Campania alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi. Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025, il complice 35enne è stato arrestato ad Aversa nel gennaio 2026. Gennaio 2026, Senor B, un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare sul link, di chiamare un numero. E lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta,
per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice: gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La di Consum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano era girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Siligo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati. Ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea. Soldi destinati allo sviluppo rurale della nostra terra finiti in un giro di autoriciclaggio dopo aver falsificato documenti per anni. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti, spesso persone fragili, per oltre 235.000 euro. Prometteva di occuparsi di intimidazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie, utilizzando poi il denaro anche per il gioco d'azzardo. Sono stati eseguiti sequestri di beni, conti correnti e conti di gioco. Ma non tutto è perduto. In tutta la Sardegna si moltiplicano le iniziative di difesa e le operazioni delle forze dell'ordine. In provincia di Oristano nel 2025 i carabinieri hanno effettuato 143 arresti con il modello operativo rafforzato.
A novembre 2025, 3 arresti lampo dopo un pedinamento di 24 ore. I truffatori sono stati bloccati al porto di Cagliari con la refurtiva recuperata. Sinergia tra Cagliari, Nuoro e Sassari. Nel nuorese la polizia cibernetica contrasta l'aumento del 45% delle frodi. A Cagliari, con una denuncia al giorno, si moltiplicano le iniziative delle associazioni consumatori. Totale 143 arresti nella sola provincia di Oristano. Migliaia di persone identificate. A Sassari la polizia locale ha lanciato nel dicembre 2025 la campagna Io mi difendo con la conoscenza e la prudenza. Nella chiesa di San Pietro, in Silchi, il comandante Gianni Serra e gli agenti hanno illustrato le truffe più diffuse davanti a un pubblico numeroso. Il 26 gennaio 2026 a Oristano è stato siglato il nuovo protocollo Non farti beccare tra prefettura e comune per creare una rete di protezione reale. A Cagliari nel dicembre 2024 il prefetto Giuseppe Castaldo ha approvato il progetto Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal comune. Budget 39.543 euro dal Fondo Unico Giustizia. A Quartu nel novembre 2025 l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un seminario allo spazio Michelangelo Pira. Il maggiore Giovanni Russo ha mostrato filmati con le tecniche più comuni. A San Gavino Monreale nel dicembre 2025 il comandante Sergio Passaracqua dei Carabinieri ha avviato una serie di visite informative porta a porta verso persone sole, anziane e potenziali prede di malintenzionati. Gennaio 2026 l'ANAP Confartigianato Sardegna, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha distribuito 15.000 copie di un calendario antitruffe. Illustrato dall'artista Sara Paglia, il calendario offre consigli pratici mese per mese. Un semplice sguardo può salvare qualcuno. Il 9 gennaio 2026 l'ANAP Sardegna ha iniziato la distribuzione nelle sedi di Confartigianato. E infine la parte più importante. Come ci si difende? I carabinieri di tutta la Sardegna hanno diffuso un vademecum con le regole essenziali. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. Se hai dubbi, chiama 112. Mai fornire dati personali per telefono online. Nessuna banca, nessun ufficio postale, nessun ente pubblico chiede informazioni sensibili via telefono e mail. Mai. Diffidarsi di offerte troppo vantaggiose o richieste urgenti. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farti agire di impulso. Fermati, ragiona, chiama un familiare. Verificare sempre. Se ricevi una comunicazione sospetta, non cliccare sui link, non chiamare i numeri indicati. Vai direttamente sul sito ufficiale dell'ente digitando l'indirizzo nel browser. Non condividere troppo online. Ogni foto, video o audio che pubblichi può essere usato per crearti problemi. Pensa prima di condividere. Stabilire una parola d'ordine in famiglia. Se ricevi una chiamata da un familiare che chiede soldi urgentemente, chiedi la parola d'ordine. Se non la sa non è lui. Fare domande personali. L'intelligenza artificiale può riprodurre una voce, ma non conosce i ricordi. Dove ci siamo visti l'ultima volta? Come si chiama mio figlio? Se non risponde è una truffa. Non rispondere a chiamate mute. Se rispondi e dall'altra parte c'è silenzio, riattacca subito. Potrebbero stare registrando la tua voce. Il numero verde 800 615 125 è attivo 24 ore su 24 per informazioni e assistenza alle vittime di truffe. I carabinieri si recano in casa dei cittadini in uniforme e con l'automobile con i colori e le scritte d'istituto. Un dettaglio fondamentale per distinguere i veri operatori dai truffatori. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Tu o qualcuno che conosci siete mai stati contattati da questi truffatori? Hai mai ricevuto chiamate sospette da finti operatori o carabinieri? Parliamone insieme. La tua esperienza può salvare un altro sardo. Se il video ti è stato utile iscriviti e lascia un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. So che non sono argomenti facili, so che fa arrabbiare scoprire quanto siano crudeli questi criminali, ma è proprio la conoscenza la nostra arma migliore. Condividi questo video con i tuoi cari, soprattutto con gli anziani. Potrebbe salvare qualcuno dal perdere tutto. La verità è questa: le truffe in Sardegna non sono un problema lontano, sono qui, adesso, e colpiscono le persone più fragili della nostra comunità. Ogni giorno da Cagliari a Sassari, da Oristano a Nuoro, qualcuno perde i risparmi di una vita e spesso per vergogna non denuncia nemmeno. Ma noi possiamo fare la differenza, informando i nostri cari, spiegando ai nonni che le banche non chiamano per chiedere dati, insegnando ai genitori a riconoscere le mail false, creando una rete di protezione fatta di conoscenza e attenzione.
perché alla fine la Sardegna siamo noi, e se noi non proteggiamo chi ci ha cresciuto, chi lo farà? Ricordati, se hai dubbi, se ricevi una chiamata strana, un'email sospetta, un SMS che non ti convince, chiama il 112. Sempre. Non c'è nulla di male a verificare. Meglio una chiamata in più che risparmi di una vita persi per sempre. L'informazione è la nostra prima difesa. Un saluto e un abbraccio a tutti i sardi e a chi ama la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere stato qui sull'Isola Informa. A presto con il prossimo video. Immagina di ricevere una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di tuo figlio, identica. Il tono, le inflessioni, tutto perfetto. Ti dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Tu sconvolto mandi il denaro. Solo dopo scopri l'inganno. Non era tuo figlio. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Non è fantascienza, è successo davvero. A Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara nel marzo 2024. E succede ancora oggi, nel 2026, con una frequenza che fa paura. Oggi scaviamo nel fango di chi ha usato l'ingegno non per far crescere la nostra terra, ma per svuotare le tasche dei sardi. Parliamo di truffatori che hanno segnato la nostra cronaca, dai raggiri storici ai moderni lupi del web. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi proteggere la tua terra e restare informato sulle truffe che hanno colpito e che colpiscono tuttora la nostra terra, iscriviti ora e lascia un like a questo video se lo riterrai utile e interessante. Non farti fregare, ogni condivisione può salvare qualcuno dal perdere i risparmi di una vita. I numeri aggiornati a gennaio 2026 parlano chiaro. La Sardegna si posiziona al 12° posto in Italia tra le regioni più colpite dalle truffe telematiche, con un punteggio di 612 punti. Ma non sono solo statistiche fredde. Dietro ogni numero c'è una nonna che ha perso i risparmi di una vita, un nonno che si vergogna troppo per denunciare, una famiglia distrutta. Solo a Cagliari sotto Natale 2025 si è registrata una denuncia al giorno, una al giorno. Nel Nuorese le frodi informatiche sono esplose con un aumento del 45%, con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024. In provincia di Oristano i carabinieri hanno effettuato 143 arresti nel 2025 con il loro modello operativo rafforzato, identificando 99.000 persone. L'ANAP Confartigianato Sardegna ha lanciato l'allarme. Le truffe continuano a crescere, evolvendosi con tecnologie sempre più sofisticate. E i nostri anziani, spesso soli e meno abituati al digitale, sono le prede perfette. Le perdite economiche documentate sono ingenti. A Cagliari un cittadino ha perso oltre 500.000 euro in truffe legate alle criptovalute. L'Unione Sarda riporta 40 denunce per criptovalute in 2 anni nella sola provincia calaritana. A Sassari un investitore ha affidato 82.000 euro a un sedicente trader che prometteva di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot, ritrovandosi con soli 10.000 euro. Sempre a Sassari un anziano è stato raggirato per un totale di circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Nell'Oristanese una donna è indagata per aver truffato decine di conoscenti per oltre 235.000 euro, promettendo di occuparsi di intermediazione bancaria, consulenza burocratica o cause ereditarie. E veniamo al cuore più doloroso di questo video, le truffe agli anziani. Dicembre 2025. Nureci e Samugheo, provincia di Oristano. 2 truffe che raccontano la crudeltà di chi non ha scrupoli. A Nureci una donna anziana riceve una telefonata. Dall'altra parte un sedicente maresciallo dei carabinieri le dice che sua sorella è coinvolta in un grave incidente stradale e ha investito una donna incinta. Per evitare pesanti conseguenze penali servono subito 16.000 euro in contanti. La donna, terrorizzata, sta per preparare i soldi, ma i veri carabinieri della stazione di Senis arrivano giusto in tempo. I truffatori fuggono. Questa volta è andata bene. A Samugheo invece la storia ha un finale diverso. Un anziano viene convinto a consegnare oggetti in oro e denaro contante per un valore di circa 12.000 euro. Oro che probabilmente aveva ricevuto un'eredità, risparmi messi da parte con sacrificio. Tutto sparito in un attimo. E i 2 truffatori? Un 37enne e un 35enne della provincia di Caserta. Hanno organizzato tutto con precisione. Si sono spostati dalla campagna alla Sardegna dopo aver studiato le vittime, raccolto informazioni sulle loro abitudini, sui numeri parenti da citare durante le telefonate. Un sistema ben strutturato. Grazie alle analisi delle videocamere di sorveglianza e alla collaborazione di una società di noleggio auto, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno ricostruito i movimenti dell'auto usata dai malviventi.
Il 37enne è stato fermato il 19 dicembre 2025. Il complice 35enne è stato arrestato da Versa nel gennaio 2026. Gennaio 2026. Senor B. Un finto carabiniere e un finto avvocato tentano di estorcere denaro a una donna di 81 anni con la scusa di un incidente al figlio. Solo il sangue freddo di un vicino, ex militare, ha evitato il peggio. L'8 gennaio 2026 a Ozieri una novantenne viene contattata da un falso operatore bancario che, segnalando una presunta operazione anomala, la stava guidando a effettuare operazioni a uno sportello ATM. L'intervento della polizia, allettata da un passante, ha impedito la truffa. A Sassari un uomo è stato arrestato dopo aver detto a diverse vittime che la targa della loro auto era stata clonata per una rapina, minacciando arresti se non avessero consegnato denaro e gioielli. Nel Bellunese un 89enne ha lanciato 21.000 euro dalla finestra a un finto carabiniere dopo una chiamata di una finta figlia che sosteneva di aver causato un incidente mortale. I militari veri, che già pedinavano il truffatore, lo hanno arrestato in flagranza. Alla Nusei una 73enne è stata indotta a bonificare quasi 120.000 euro dopo aver ricevuto una chiamata da un numero falsificato tramite caller ID spoofing per apparire come quello della centrale dei carabinieri. E ora arriviamo alla frontiera più inquietante, l'intelligenza artificiale al servizio delle truffe. Come ti ho raccontato all'inizio, Maria Grazia Abis, una pensionata settantenne di Sardara, riceve nel marzo 2024 una telefonata. Dall'altra parte c'è la voce di sua figlia che vive a Monaco, o almeno così sembra. La voce è identica, il tono, le inflessioni, tutto perfetto. La figlia le dice che ha bisogno di soldi urgentemente. Maria Grazia, sconvolta, invia il denaro agli indirizzi forniti. Solo dopo scopre l'inganno. Non era sua figlia. Era la sua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia si chiama voice cloning, clonazione vocale. Software come Marv.ai possono riprodurre una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Bastano 3 secondi per creare un clone con una somiglianza dell'85%. Con più materiale la precisione supera il 95%. E dove trovano questi campioni audio? Nei messaggi vocali di WhatsApp, nei video pubblicati sui social, nelle interviste pubbliche. Ogni volta che condividi la tua voce online stai potenzialmente dando ai truffatori il materiale per creare il tuo clone vocale. A Sassari nel dicembre 2025 la polizia locale ha dedicato particolare attenzione alle truffe vocali basate sull'intelligenza artificiale. La riproduzione realistica della voce di un familiare o di un operatore, capace di ingannare la vittima e indurla a sottoscrivere contratti o autorizzare operazioni non richieste. Secondo uno studio di McAfee, il 70% degli intervistati non è in grado di distinguere tra una voce autentica e una riprodotta con un'intelligenza artificiale, il 70%. Questo significa che 7 persone su 10 potrebbero cadere nella trappola. Se credi che informare i sardi sia importante, lascia un like ora. Aiuta l'algoritmo a mostrare questi avvertimenti a chi potrebbe essere la prossima vittima. Cambiamo scenario, ma non la gravità della situazione. Adiconsum Sardegna ha lanciato un alert che ci riguarda tutti. Tantissimi sardi stanno ricevendo SMS falsi di Intesa San Paolo e altre banche. Si chiama smishing, una variante del phishing che arriva via SMS invece che via email. I messaggi sembrano provenire davvero dalla banca. Ti chiedono informazioni finanziarie, il numero di conto, i dati della carta di credito. E qui c'è una regola d'oro che tutti devono sapere. Le banche non richiedono mai informazioni personali via telefono o SMS. Mai. Se ricevi un messaggio del genere è una truffa. Sempre. Il meccanismo è subdolo. Il messaggio compare proprio nella chat reale con la tua banca, grazie a una tecnica chiamata spoofing. Poi ti chiedono di cliccare sul link, di chiamare un numero. E lì inizia l'incubo. C'è chi ha ricevuto videochiamate WhatsApp da sedicenti operatori bancari che chiedono di condividere lo schermo dello smartphone. Guidano la vittima fino a farle fare un bonifico in loro favore, facendolo passare per la revoca di un pagamento sospetto. Bastano pochissimi minuti per clonare una carta, per addebitare pagamenti mensili non autorizzati, per svuotare un conto corrente. Marzo 2025. L'ANAP Sardegna lancia un nuovo allarme. Email fraudolente che sfruttano il nome dell'INPS. La promessa? Un rimborso di 715 euro. L'email arriva con il logo ufficiale dell'INPS perfettamente condizionata. Il messaggio dice:
Gentile cliente, il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e o i contributi pagati nell'anno 2022. Poi ti invitano a cliccare su un link e lì cadono nella trappola migliaia di persone. La verità? L'INPS non comunica mai rimborsi via email, mai. E poi c'è la truffa via email diffusa anche in Sardegna, che utilizza il nome del Sistema Nazionale delle Infrazioni Stradali e il logo PagoPA per richiedere il pagamento di una multa fittizia di 120 euro. La di Consum Sardegna ha lanciato l'allarme spiegando che il link reindirizza un sito malevolo progettato per rubare dati bancari. Nel 2025 le truffe legate alle criptovalute dilagano. L'Unione Sarda riporta 40 denunce in Sardegna in 2 anni. A Cagliari un cittadino perde oltre 500.000 euro attraverso finte app di trading. Nel Nuorese l'aumento è del 45% con 1,2 milioni di euro volatilizzati nel 2024, secondo la questura di Nuoro. Siti falsi che promettono guadagni facili, spingono bonifici su wallet cinesi o siciliani. Le vittime? Investitori inesperti, pensionati attratti dal rendimento garantito. I carabinieri parlano di recrudescenza e sinergia tra province per inseguire le bande. Alcuni esempi concreti sono bonifici da 910 euro verso fake broker, poi sparizione totale. A Sassari un investitore affida 82.000 euro a un sedicente trader che promette di limitare le perdite al 2-3% grazie a un'applicazione bot. Si ritrova con soli 10.000 euro. L'indagine rivela che la società del broker era priva delle necessarie abilitazioni. Sempre a Sassari un anziano l'ha girato per circa 200.000 euro tramite investimenti in trading online. Un uomo giunto da Milano per ritirare un'ultima tranche da 15.000 euro in contanti viene arrestato. E poi ci sono le truffe che colpiscono il cuore oltre che il portafoglio. Un 68enne di Sirigo ha versato oltre 65.000 euro in 3 anni tramite 142 vaglie postali a una donna di 61 anni, conosciuta in un locale. Quest'ultima giustificava le sue richieste di denaro sostenendo di avere un tumore e di essere rimasta senza casa. La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il caso ha descritto il 68enne come persona ingenua e che vive da sola con ben pochi contatti sociali. Una donna di Tiana è stata raggirata da un messaggio WhatsApp proveniente dal sedicente figlio, che adducendo di difficoltà gli ha chiesto un bonifico urgente di 800 euro. L'indagine ha poi rivelato che il titolare del conto di destinazione era a sua volta vittima di un attacco informatico. Dal 12 gennaio 2026 la polizia postale ha lanciato una nuova allerta. Account WhatsApp hackerati che inviano messaggi ad amici e parenti chiedendo denaro per emergenze improvvise. Nel Terralbese e a Mogoro sono state segnalate telefonate da parte di individui che si spacciano per sacerdoti o collaboratori parrocchiali. L'obiettivo è ottenere denaro o informazioni dettagliate sulle abitudini delle vittime, potenzialmente per pianificare furti. Il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso appelli pubblici, invitando la massima attenzione riguardo alle telefonate di sedicenti sacerdoti. Non ci sono solo truffe privati, ci sono anche frodi complesse che sottraggono risorse pubbliche. Il 15 gennaio 2026 ad Esulo i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 114.000 euro ai danni di un'azienda agricola del Mandro Lisai. L'accusa? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dall'Unione Europea.